È stato presentato ieri l'elenco dei 41 comuni siciliani che andranno al voto il 30 ed il 31 maggio prossimi, 12 di essi con sistema proporzionale e 29 con quello maggioritario. Lo ha deciso l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici, che ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali. Nella provincia di Agrigento, Cammarata, Realmonte e Siculiana eleggeranno 15 consiglieri col sistema maggioritario, mentre Palma di Montechiaro e Ribera ne eleggeranno 20 col sistema proporzionale. In provincia di Caltanissetta andranno alle votazioni 4 comuni, tra cui Gela, che eleggerà 30 consiglieri, e Mussomeli, che ne voterà 15, entrambe col sistema proporzionale. In provincia di Catania i comuni che voteranno saranno 5, tra cui Bronte, che eleggerà 20 consiglieri col sistema proporzionale. A Enna i comuni interessati saranno 4, che utilizzeranno 3 il sistema maggioritario, mentre una il sistema proporzionale. I comuni interessati nel Messinese saranno 8, tra cui Milazzo, che ricorrerà al sistema proporzionale per votare 30 consiglieri. Nella provincia di Palermo eleggeranno i loro consiglieri 12 comuni, mentre in provincia di Ragusa e di Trapani i comuni interessati saranno rispettivamente 1 nella prima, mentre 2 nella seconda provincia.